Un incontro all'insegna dell'amicizia e della solidarietà. Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, ha fatto visita in Veneto per mantenere una promessa alle società del Lido, che 2 anni fa subirono gravi danni a causa dell'acqua alta. Ma è stata anche un'occasione per parlare di alcuni temi di attualità, come il vincolo sportivo, i problemi dei settori giovanili e la riforma dei campionati. La nostra proposta è quella di ridurre sensibilmente, come dicevo prima, per questioni di sostenibilità il calcio professionistico, le società di calcio professionistico, e per quanto attiene la Lega Dilettanti avere la possibilità di non, se oggi impieghiamo, tanto per dire, 3 campionati per arrivare in Serie A, C, B e A, non vorremmo che insomma, le nostre società possano da questo punto di vista essere penalizzate e allungare, diciamo, eventualmente aggiungere uno scalino o 2 scalini a quelle che sono ora le prerogative delle nostre società. Altro argomento di discussione è quello legato all'abolizione del vincolo sportivo. C'è bisogno di concordare nel migliore dei modi e soprattutto evitare penalizzazioni al nostro mondo, al mondo del calcio dilettanti, perché il vincolo sportivo è l'unico titolo che una società di calcio dilettantistico ha. Il presidente Ruzza ha ringraziato società e volontari, parlando poi delle difficoltà legate al settore giovanile. Siamo in sofferenza però, perché non è tutto oro quel che luccica, siamo in sofferenza per il settore giovanile. Perché? Oggi abbiamo perso abbastanza ragazzi, insomma. Mentre nei dilettanti siamo alla pari dell'anno scorso o di 2 anni fa, pre-pandemia, con i ragazzi stentiamo perché tanti, secondo me, nel momento topico, drammatico, come diceva il Presidente, della pandemia, si sono rivolti ad altri sport, preferibilmente sport singoli. Però noi contiamo che le nostre società sono bravissime, i nostri volontari sono eccezionali e l'appeal che ha il calcio non ce l'ha, con tutto rispetto, nessun altro sport.